è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Bene, amici a casa, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Siamo come al solito in diretta qui dagli studi di Rubano di Canale Italia, sono le 21:02, penso anche al vostro orologio, e come sapete non siamo solo in diretta qui televisiva, ma anche in diretta Facebook. Vediamo un po' come, chiediamo, ecco qua la nostra regia, il nostro tutorial. Basta andare sulla pagina Insieme delle Persone TV, il nostro canale TV dove c'è il nostro contenitore, basta scrollare, andare giù e c'è quella barra grigia in cui c'è la possibilità di vedere direttamente la diretta, quindi basta schiacciare guarda la diretta. Ecco qua che succede, c'è esattamente quello che c'è qui in studio, c'è uno sfasamento solo di 15-20 secondi fra quello che succede qua in studio e la nostra diretta Facebook. Dall'inizio dell'anno siamo anche su YouTube, perché ovviamente non ci facciamo mancare nulla, quindi canale 15 Veneto, oltre il resto d'Italia e mi piace dire del mondo, perché abbiamo parecchie persone che ci seguono anche all'estero, Facebook e YouTube, quindi veramente l'imbarazzo della scelta, non ci sono più attenuanti. Quindi una volta vi dicevo se state facendo la pizza fuori, adesso ovviamente questo ahimè non c'è più, perché comunque c'è qualcuno che pensa che non sia giusto andare a farsi una pizza fuori, però nello Facebook, YouTube e Canale 15 Insieme delle Persone, talk show c'è. Andiamo agli argomenti di oggi. Gli argomenti di oggi sono ovviamente abbastanza scontati, semplici, ma nello stesso tempo di natura complessa. Draghi c'è o non c'è? Sta facendo o non sta facendo? Eravamo abituati a conferenze stampa roboanti, invece qui vediamo un silenzio costruttivo. Il PD ancora sta creando, dopo le dimissioni di Zingaretti, sta cercando la sua anima. Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. I sondaggi hanno spostato un asse molto importante di elettorato, stanno i sondaggi verso il Movimento 5 Stelle. Ancora ovviamente il piano vaccini che non funziona, anche se qui ogni giorno, lo vedete anche voi sui giornali, o anzi ogni ora, dosi in più, dosi in meno, sì faccio, no non faccio, prometto, non prometto, esporto, non esporto. Una situazione veramente caotica. I nostri ospiti, ve li presento, poi lanceremo la sigla. Stefano Paesante, opinionista. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a lei della disponibilità. Abbiamo anche Gabriele Tasso, che è sindaco di San Pietro Mussolino. Benvenuto, bentornato. Grazie, buonasera. E poi Davide Lovati, invece, che è comitato per la Nuova Repubblica. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera Lovati. Ecco, poi abbiamo invece in collegamento Skype Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Veneto per il Partito Democratico. Bentornata Bigon. Buonasera e grazie. Essendo la prima donna le chiedo come sta. Va bene? C'è l'unica donna, le chiedo se l'audio non c'è. Bigon, l'ho spento lei oppure non la sentiamo? No, c'è. Ecco qua, adesso c'è. Ecco. E poi per la prima volta l'amico, si può dire Alvise Maniero, l'onorevole Alvise Maniero, ex Movimento 5 Stelle, invece adesso Alternativa c'è, gruppo misto, diciamo, giusto Maniero? Sì, bene. Sì, gruppo, bene. Quindi di fatto, benvenuto, parleremo molto con lei Maniero, ma prima di tutto ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa, come sapete non facendo solo domande, ma se volete anche dire la vostra, avete un'idea, avete una riflessione, ci avete pensato da 2 giorni su una cosa, la volete dire a qualcuno, chiamateci, perché abbiamo visto che gli interventi da casa, per questo mi piacciono, ho aperto questa nuova sensazione, sono molto più interessanti gli argomenti, le riflessioni che fate che non le domande, paradossalmente. Dalle riflessioni possono nascere approfondimenti con i nostri ospiti. A questo punto, regia, prima che mi dimentico, sigla. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Eccoci di nuovo collegati, ricordiamo ancora 049 63 11 11.
domande e anche riflessioni da casa. Però se non non volete telefonare, c'è anche la possibilità di scrivere un post sotto la diretta di Insieme delle Persone Talk Show, quindi andate sulla pagina Facebook e scrivete sotto il vostro commento. Paesante, lei ha anche scritto un articolo sulla nostra testata giornalistica, il Sestante News, facendo una riflessione talvolta amara, ma realistica, della situazione economica in Italia. Sì, purtroppo siamo in un momento nel quale si è appena fatto il passaggio, no, al governo Draghi, e governo che è stato ovviamente molto decantato e molto, diciamo, come posso dire, A furore di popolo, no? sì, Cioè, tutti vogliamo... è stato chiamato, ormai erano anni che chiamavano l'intervento di Draghi. Adesso Draghi è arrivato al governo e tanti hanno fatto un sacco di annunci, un sacco di elogi al governo Draghi, ma il governo Draghi attualmente non ha ancora fatto nulla, per cui per come la vedo io e per la strada che sta prendendo il governo Draghi, personalmente io sono molto attendista e molto realista e cerco semplicemente di basarmi fondamentalmente sui fatti. I fatti al momento, dal mio punto di vista, stanno a zero e anzi, siccome molti delle persone, anche di ministri come il ministro Speranza, che sono appunto nei ruoli chiave, sono gli stessi del precedente governo, sono molto scettico su quelle che possono essere le politiche che verranno prese in futuro. E infatti stiamo già vedendo che si parla di un nuovo lockdown, se non totale a livello generale come richiesto dal comitato tecnico, si parla di un lockdown nei weekend, un lockdown a cui io personalmente per esempio sono contrario e eventualmente vi spiegherò anche i motivi per i quali sono personalmente contrario a queste decisioni. Insomma. Ecco, senta Tasso, Paesante mi ha dato un assist per una domanda interessante. Speranza, ricordiamolo, fa parte del governo, il partito di riferimento è un partito di estrema sinistra, articolo 1, assieme a Bersani, quindi ricordiamo, queste cose vanno ricordate ai cittadini, perché comunque uno pensa Speranza, PD, no, queste persone fanno parte di una frangia di estrema sinistra. Quindi come secondo lei si rende compatibile la presenza di queste componenti di estrema sinistra con altri partiti come Forza Italia e la Lega, che invece sono da tutt'altra parte, magari anche di area sovranista, quindi con una forte presenza, una forte determinazione dall'altra parte dello schieramento? Beh, la parola compatibilità penso sia quasi paradossale, quasi eufemistica, e questo è dimostrato da ciò che ha realizzato Speranza. Pensiamo che Speranza non molti mesi fa ha pubblicato un libro e io mi chiedo se Speranza durante questa pandemia ha fatto il ministro della salute o ha scritto un libro, perché le cose sono due: o ha fatto il ministro e il libro l'ha scritto qualcun altro, oppure ha scritto il libro e il ministro della salute non sappiamo chi l'ha fatto. E forse mi viene da pensare a questa seconda ipotesi, che il ministro della salute non l'ha fatto, tanto che chiudiamoci a Pasqua per salvare l'estate, poi facciamo un nuovo lockdown per salvare il Natale, poi dopo il Natale chiudiamo le zone rosse nei weekend, è tutto un continuo rincorrere e sanare un fallimento dopo l'altro, come si suol dire da noi nel Vicentino, il taccon peso del buso, perdonatemi l'espressione tipica. Abbiamo capito tutti. Perfettamente, e quindi ciò che Speranza rappresenta a livello ideologico è perfettamente dimostrato dai fatti, ovvero una vera e propria catastrofe che non so come andrà a finire con questa maggioranza multicolore, che sicuramente ha già iniziato a lavorare nel modo tipico loro, ovvero mettendo ogni provvedimento sul voto di fiducia. Anche questo è un metodo mai visto nella storia, lo vediamo adesso, segno incontrovertibile che la maggioranza non c'è, che la solidità non c'è, che una linea politico-sociale non c'è. Però Tasso, effettivamente è già un'evoluzione rispetto a Conte, invece, che proprio del Parlamento non gliene fregava nulla, cioè era tutta una serie di PCM, quindi non è il massimo, però comunque già qualcosa di meglio, una consultazione ogni tanto col Parlamento, l'ha detto anche Draghi, vi ricordate nel discorso iniziale per la fiducia alla Camera e al Senato, quindi il Parlamento verrà coinvolto di più. Certamente il ricorso al voto di fiducia comunque impone sicuramente una riflessione. Queste presenze
di situazioni opposte, però questa cosa voglio chiederla anche a Bigon. Bigon, senta, lei che è del PD, poi ovviamente la domanda arriverà sicuramente a Maniero. Lei, insomma, radicata come, diciamo, storicamente come PD, però ecco, questa presenza a governo di queste frange anche diciamo, polari rispetto alla valutazione su certe ideologie politiche fa un po' pensare. Allora, io credo che in questo momento effettivamente forse di un governo di unità, possiamo dire nazionale, ne avevamo anche bisogno visto la pandemia e quindi effettivamente al di là di Fratelli d'Italia tutte le forze politiche sono rappresentate all'interno del Parlamento. Credo anche che Speranza è vero che è in continuità, è altrettanto vero che è il Ministro della Salute, però non credo che decida esclusivamente da solo. Lo fa, e l'hanno detto chiaramente ieri, a seguito della relazione del Comitato Tecnico Scientifico. La capacità di Draghi, che adesso non vediamo e non sentiamo parlare, io mi auguro che sia veramente costruttiva e nel senso che venga fuori quando ci saranno da fare le priorità sul Recovery Fund, perché lì vedremo eventualmente le diversità tra un partito e l'altro, perché lì sarà il momento del rilancio e sappiamo che entro aprile bisogna depositare questo piano. E quindi le forze dovranno assolutamente scegliere quelle che sono le priorità di rilancio, investendo questi 209 miliardi e credo che Draghi avrà delle doti, dovrà averle assolutamente delle doti per cercare di mettere d'accordo tutti. Ecco, Quindi, lì forse vedremo delle difficoltà. quindi diciamo che Draghi dovrà cambiare lavoro e diventare chimico, deve mettere un po' di grammi di qua, un po' di... Mediatore politico, perché adesso non lo è di fatto, lui è un tecnico e vediamo anche nel fatto che proprio non parla e lascia parlare più ai politici, no? Sì, Per sì, sì. cui credo che dovrà veramente assumere anche il ruolo politico perché è fondamentale. Ecco, poi fra l'altro ricordiamo che ci sono, Bigon, grazie, ecco, 191,5 o 7 miliardi quindi disponibili. Ecco, voi immaginate i politici, e questo spiega anche l'ultima bagarre che è successa, vi ricordate, dicembre, gennaio, Renzi, governo sì, governo no, appoggio, non appoggio. Immaginiamoci, poverini, no? I politici a Roma che per 30 anni gli hanno dovuto dire dall'Europa: dovete ridurre le spese, avete un budget, non potete sforare più del 3% del PIL, non potete fare questo, non potete fare questo. A un certo punto, benvenuta la pandemia, questi qua si trovano 191 miliardi da spendere. Ma quando gli ricapita una situazione del genere, hanno cominciato a litigare. Ovviamente Renzi ha detto: ma che state facendo? Pensavamo anche noi che questo governo effettivamente non stava producendo chissà che cosa di costruttivo per il paese, ma era semplicemente una lotta sul... allora comando io nella gestione delle spese o comandi tu? Allora Conte si era creato la sua task force, voleva crearsi la sua task force, evidentemente Renzi ha detto no, questa cosa non mi piace, il PD è stato a guardare e alla fine quello che ci ha rimesso è invece il nostro Alvise Maniero, cioè adesso la butto lì in maniera provocatoria perché lei Alvise ha preso una posizione netta riguardo a questa cosa e i suoi amici, ex amici del Movimento 5 Stelle gli hanno dato il cartellino rosso, ha detto lei è fuori dal partito. Ci vuole un po' raccontare la sua... Le è piaciuto come ho rappresentato il film, sintetico ovviamente di quello che è successo, però ecco, onore al suo, alla sua coerenza, ecco, le faccio veramente i complimenti, ci vuole un po' spiegare che cosa è successo. È troppo gentile. Guardi, in sintesi devo dire che trovo abbastanza corretto quello che ha detto. Lei si ricorda bene, nel 2018 qualcosa come 12 milioni di italiani hanno affidato la loro fiducia e il loro voto a un movimento che si è proposto con un certo programma e con certe priorità piuttosto definite. Magari alcune potevano anche sembrare ingenue, ma sono state acclamate, devo dire, dall'opinione pubblica con un consenso storico, devo dire, un consenso del 32% a livello italiano. Ecco, se lei ci pensa, meno di 3 anni dopo, di quel programma, a quel programma si è assistito a uno stravolgimento totale e di fatto ora il Movimento 5 Stelle ha imposto il sostegno per quanto riguarda tutti i suoi parlamentari, anche passando tramite un voto in rete, ma per carità non voglio parlarne ora, ha imposto il supporto al governo Draghi
Draghi, che era il governatore della BCE, era proprio la figura di altissimo, indiscutibile livello tecnico, questo è fuori di discussione, ma è di Draghi la firma sulla lettera Draghi-Trichet che aveva scritto a Berlusconi che bisognava tagliare le pensioni, eventualmente tagliare gli stipendi e attuare profonde privatizzazioni nei servizi pubblici dei cittadini. Ecco, noi purtroppo lo ricordiamo bene cosa è successo dopo con Monti, cioè qualcuno quelle cose ha veramente iniziato a farle e non è andata bene, non si è neppure ridotto il debito, ricordiamo che in quel governo il rapporto debito-PIL è salito di 13 punti, quindi devo dire è stato un fallimento se l'obiettivo era quello di tagliare il debito a qualunque costo, anche quello di comprimere molto la qualità della vita degli italiani. Questo è il motivo per cui io ho tenuto fede a quelle promesse che appunto sono state fatte e votate da almeno 12 milioni di persone. 40.000 persone in ottima buona fede hanno votato invece su Rousseau per dirci che dovevamo fare tutto il contrario di quello che avevamo deciso prima, con un quesito scritto molto male da un capo politico in prorogatio, su cui non spendo altre parole. E insomma, io ho sentito il mio dovere fare così. Spero solo di aver avuto torto. Ecco, no, per carità, Maniero, la coerenza con le proprie ambizioni, i propri ideali è una cosa che comunque fa onore a prescindere da... Cioè qua ovviamente nessuno intende giudicare il partito, sì, no, però la coerenza è una cosa comunque che alla lunga paga. Ecco, senta, mi dica la verità, quando è stato espulso dal Movimento 5 Stelle, i suoi amici del Movimento 5 Stelle cosa le hanno detto? Le hanno detto hai sbagliato oppure le hanno espresso solidarietà? Perché lei ha detto una cosa giusta e le stesse cose che noi stiamo dicendo da mesi. Il Movimento 5 Stelle è cambiato, cioè chi ha votato il Movimento 5 Stelle, la data che ha citato lei, il 4 marzo, oggi non si potrebbe non riconoscersi più. Lei ha citato il voto Draghi, io invece potrei dire per esempio l'appoggio a PD, no? che Di Battista ovviamente ha contestato per mesi, era il cavallo di battaglia proprio della campagna elettorale del 2018. Quindi i suoi amici cosa le hanno detto? Beh, guardi, devo dire sono rimasto favorevolmente sorpreso dal livello territoriale, cioè quando vado a fare la spesa o quando porto i bimbi a scuola, insomma io veramente ho potuto apprezzare una vicinanza che non merito ma che mi ha fatto un enorme piacere e l'apprezzamento era proprio per il rispetto di quelle promesse con cui ci si è proposti alle urne con un programma, insomma, non così chiacchierando. Altri magari invece, soprattutto dal Parlamento, magari persone vicine ai parlamentari, erano più sensibili al tema del voto online. Per me, guardi, è stata una scelta sofferta. Da sindaco ho attuato scelte di democrazia partecipativa diretta, col bilancio partecipativo. Noi non lo organizzavamo così, devo dire, la partecipazione. C'era un lungo lavoro di preparazione, di condivisione e decisioni su temi molto chiari, insomma. È stata una brutta votazione, secondo me, devo essere sincero. Però vedo che almeno le persone che mi contattano erano grate di questa cosa e io sono grato a loro per la comprensione. Bene, ecco Lovat, perché in effetti lo spostamento degli elettori verso il Movimento 5 Stelle con le percentuali importanti che citava prima Maniero, aveva determinato in molte persone la speranza di cambiamento, cioè quindi il cittadino si rende sempre più conto che la politica di Roma è sempre lontana dagli aspetti del territorio, dal capire le esigenze più immediate dei cittadini, le esigenze di viabilità, di ambiente, di efficienza anche del servizio pubblico e ha visto il Movimento 5 Stelle come la salvezza di tutto, cioè ecco, finalmente un partito, un movimento che vuole cambiare le cose. Però oggi, come tutti quelli che si aspettano qualcosa in più, magari la delusione è doppia, perché non si è potuto realizzare effettivamente molte delle cose che questo partito avrebbe desiderato realizzare. Ma da politologo, credo che il Movimento 5 Stelle sia stato alla fine digerito dalla cloaca maxima romana. Alla fine, purtroppo, le ottime intenzioni che muovevano quello spirito civico movimentista che ha connotato la partenza di quell'esperienza, giunte poi nelle melme romane, ha fatto cambiare un po' alla volta uno, l'altro, st'altro, i vari membri e accade così, accade a suo tempo anche al leghismo d'antan, no? Quando arrivi a Roma ci sono le taverne di Trastevere, ci sono i lobbisti che girano per il Parlamento, ci sono, vedo i sì con la testa, io purtroppo queste cose le ho conosciute, le ricordo.
E poi il Movimento 5 Stelle è caduto, questa è una mia opinione, ma è la risposta alla domanda di partenza che lei ha fatto, Lovino, è caduto all'interno del sistema omologandosi. Qual è il minimo comune denominatore dell'attuale governo che lei ha definito eterogeneo e che io invece definisco perfettamente omogeneo? Il fatto è che sono tutti partiti di impostazione statalista, che promuovono una gestione autoritaria dell'emergenza pandemica, mettono lo Stato al di sopra della persona, tutti da sinistra a destra, mettono la salute al di sopra della libertà, mettono la gestione emergenziale al di sopra dei diritti garantiti dalla Costituzione, tutti, dal primo all'ultimo. Arrivo a dire, nessuno si offenda, che perfino Fratelli d'Italia, che sta fuori per ragioni politiche, se si trovasse a gestire in prima persona la situazione, avrebbe lo stesso tipo di gestione. In Italia manca completamente la proposta di tipo liberale e popolare, che era quella che in qualche maniera aveva stuzzicato il Movimento 5 Stelle, quella rete civica che cerca di dare una risposta al cittadino che invece avrebbe una visione moderna, un modello svizzero, dico io, partecipativo, attivo, democrazia semidiretta, la possibilità di responsabilizzare i cittadini anziché trattarli come dei bambini dell'asilo. In Svizzera, vi porto la testimonianza, ci ho parlato poco fa con amici che ho nella zona francese, ogni cantone offre più di un vaccino, fanno un'attività di raccomandazione vaccinale, di informazione profonda, ma nessun cittadino è considerato obbligato. E perché? Perché loro rispettano quanto ha appena pronunciato il Consiglio d'Europa con la risoluzione del 27 di gennaio, nella quale si raccomanda che non si deve imporre l'obbligo vaccinale e in nessuna maniera si può pensare al passaporto vaccinale che discrimina... A proposito di questo, Lovat, ieri un esponente politico di alto livello, che fra l'altro è stato da noi in trasmissione proprio recentemente, di uno dei componenti di governo, quindi parliamo di un esponente di rango, ecco, al TG2 ha detto auspichiamo la creazione del passaporto vaccinale. Io quando ho sentito ho detto ma quella stessa persona 20 giorni fa, un mese fa era da me in trasmissione e oggi mi sento dire delle cose, sono rimasto perplesso perché comunque ecco, si parla di passaporto vaccinale e quando si sa bene che il garante della privacy ha detto anche che bisogna creare una legge ad hoc, allora qua creiamo una discriminazione, adesso che sentiamo anche Tasso, una discriminazione doppia, cioè sono settimane che dico ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, cioè i cittadini di serie A che sono privilegiati, dipendenti pubblici, non si toccano, lo stipendio, e che sono i primi a dire chiudiamo tutto, e ci sono invece i cittadini di serie B sui quali è scaricata tutta la responsabilità della diffusione, quindi, o della non diffusione del virus, come se fossero loro i responsabili, quindi bar, piscine, imprenditori vari, dipendenti di questi imprenditori. Tasso. Poi volevo finire solo, è importante informare i cittadini su questo, cioè la risoluzione 2361 del Consiglio d'Europa va letta, lo raccomando a tutti a casa, la trovate, è facile. Qui siamo sui principi fondamentali di libertà. Noi non possiamo cedere allo Stato per principio il diritto di intervenire legiferando sul nostro corpo. Ora, io sono favorevole a una campagna vaccinale massiccia che metta a disposizione di tutti la possibilità di vaccinarsi, esattamente come in Svizzera, vi dico di più, come anche in Russia e come sta avvenendo in Germania, ma non può sussistere l'obbligo né diretto né indiretto con la forma del ricatto. Ti do la patente e se per caso non ti sei vaccinato non puoi andare al cinema, non puoi andare all'estero, non puoi fare questo, non puoi andare al posto di lavoro, non puoi andare al ristorante e così via. Noi su questo dobbiamo alzarci in piedi e tornando al Movimento 5 Stelle e alla sua evoluzione, io ricordo quando l'onorevole diventò sindaco di Mira qual era lo spirito iniziale del Movimento 5 Stelle. Quello spirito è quello che adesso si prova a incarnare creando delle reti civiche, perché è destino dei partiti evolvere purtroppo nella fase matura in una rapida marcescenza che diventa quella cosa che tutti vediamo. Il partito purtroppo diventa il cavallo di Troia delle lobby per farsi gli affari propri attraverso le istituzioni. Ecco, allora Tasso si prepari la risposta, lanciamo il nostro consueto consiglio per gli acquisti, come diceva qualcuno, rimanete con noi.
Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Di nuovo in diretta 21:28 se non sbaglio, sì esatto, ricordiamo insieme Le Persone TV il nostro canale contenitore, quindi abbiamo deciso di creare un piccolo canale molto simile a un canale televisivo dove andiamo a dare le nostre informazioni, quindi TG ovviamente è un TG informativo ma nello stesso tempo anche con qualche commento la mattina, poi facciamo l'opinione, ogni giorno mi concedo questo spazio di 5, 6, 7 minuti in cui vado a dire la mia su quello che succede e vi posso raccontare che ogni giorno dedico qualcosa di utile secondo me e poi il nostro Pensaforze invece il nostro talk show mercoledì e giovedì qui in diretta su canale 15 in attesa che si aprano le barriere, i recinti come dico io e si possa tornare a fare sana informazione in mezzo alla gente, in mezzo al territorio. Insieme alle Persone TV, mettete pure mi piace se avete voglia. Allora, qui si parla di vaccino come arma. Lovat è stato molto, da politologo, è stato molto efficace nel descrivere ovviamente questo mezzo. No? Ti do il vaccino, ti do la caramella, ti do il pass, la tua libertà dipende da me solo se ti vaccini, perché altrimenti correresti il rischio di non essere assunto, di non poter stare in un ambiente di lavoro, di non andare al cinema, chissà magari neanche di andare a fare la spesa. Bigon, lei, ecco poi sentiamo Tasso, Bigon, lei cosa ne pensa? Perché un esponente del governo ha detto questa cosa qua, anche importante, auspichiamo la creazione di questo passaporto vaccinale. Allora, effettivamente può essere visto anche come un qualcosa magari di distinguo dall'uno rispetto all'altro e quindi posso capire anche le difficoltà per comprendere una richiesta del genere, una proposta. Nello stesso tempo però dobbiamo pensare al personale sanitario, che lì metterei effettivamente un obbligo per quanto riguarda la vaccinazione, perché a contatto con tutte le persone fragili, case di riposo e ospedali. Lì interverrei decisamente anche con un'obbligatorietà, perché insomma nel momento in cui si fa un lavoro di un certo tipo c'è anche necessità di salvaguardare la persona che si cura. Nello stesso tempo capisco che magari un passaporto vaccinale possa creare delle perplessità, nello stesso tempo Bigon, però vediamo, scusi le interrompo, vediamo una telefonata alla casa, scusi così vediamo. Pronto chi parla? Sì, pronto. Chi parla? Non c'è più? C'è? Non c'è, non c'è. Bigon, andiamo avanti, scusi se l'ho interrotta, non sento la telefonata. No. Pronto? Vado avanti, Bigon. Mi sente? Sì, sono il signor Giuliano. Pronto? Sì, chi parla? Pronto? Giuliano da Cittadella. Sì, prego, dica. Sì, due cose. Primo, sui 5 Stelle bisogna dire chiaramente che la loro forza in Parlamento non rispetta oggi la sostanza
il rapporto con l'elettorato, perché se si votasse oggi i 5 Stelle perderebbero almeno il 40% delle loro forze. Sappiamo che il boom dei 5 Stelle è dovuto più che altro all'impegno di Grillo, che andava nelle piazze e faceva il cabaret, diceva barzellette, cose, e quindi tanti hanno votato per la protesta, quindi parliamoci chiaro e diciamo come sono le cose. Dopo, per l'obbligo del vaccino, un obbligo se arriverà mediante una legge dello Stato, capisce? Nessuno ha detto che il signor Lovat dice che c'è la tendenza, attualmente non c'è nessun obbligo per nessuno, tant'è vero che alcuni che non si vogliono vaccinare non si vaccinano. Dopodiché c'è una questione che riguarda la responsabilità del cittadino, perché se io ho un danno per colpa di un altro che non si vaccina, o eccetera, se è accertato da un punto di vista sanitario, è giusto che io mi tuteli. Benissimo. Messaggio chiaro, grazie. Purtroppo l'audio non è eccellente. Ecco, Bigon, la persona di Cittadella ha detto una cosa interessante, cioè la responsabilità. Se io non mi vaccino posso creare un danno a un altro, ma io che non mi voglio vaccinare dico sì, però inocularmi delle sostanze chimiche può essere dannoso per il mio corpo, quindi allora qual è il limite, di questa cosa? Sono perfettamente d'accordo e su questo ultimo pensiero. È vero anche che siamo di fronte a una pandemia dove non è una questione di salute individuale ma di salute pubblica, e quindi il contagio comporterebbe dei rischi elevati. Vero che non c'è l'obbligo comunque, in ogni caso, tante persone non si presentano nemmeno a vaccinarsi. Ecco, vediamo un'altra telefonata dalla casa, pronto? Chi parla? Pronto? Buonasera. Sì. Buonasera. Chi parla? Da dove chiama? Sono fortunato che chiamo. Sì, prego, dovete abbassare il volume del televisore, se no si sente il rimbombo. Ecco qua, mi dica. Pronto? Sì, tra l'altro volevo salutare Tasso, che lo conosco molto bene. Pronto, mi sente? Sì, vada avanti, sì. Volevo salutare Tasso, che lo conosco molto bene, perché sono consigliere comunale di Chiampo, però volevo salutarlo tantissimo, che siamo amici. Ciao Tasso. Poi volevo chiedere al signore che è vicino a Tasso, non ricordo il nome, quello sulla sua sinistra, e volevo chiedere a fare una domanda, se possibile. Lui diceva che l'obbligo di vaccinarsi non è importante, giusto? Allora, io chiedevo una cosa soltanto, ma se uno si vaccina e uno non si vaccina, a questo punto qual è la situazione che poi si può creare? Perché uno non vaccinato può ancora creare problemi alla comunità? No. Benissimo, grazie. Ecco, diciamo la verità che signor Lovat non ha detto questa cosa qua, però ecco, vuole specificare, perché non mi sembra io ribadisco che non si creda che io sia un Novax, perché io i Novax li considero dei minus abentes. Io sono dell'idea che si debba offrire a tutti la possibilità di vaccinarsi e di scegliere perfino il vaccino che ritengono preferito, informandosi sulle caratteristiche dei vaccini. È da dire che questi vaccini fatti in fretta e furia non hanno avuto l'iter di test necessario per normalmente mettere in commercio e a disposizione prodotti di questo tipo, ma io sono favorevole alla campagna vaccinale, sono assolutamente, radicalmente, pervicacemente, fino all'ultimo contrario all'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio davanti a questi numeri, perché gli stessi numeri che abbiamo qui li hanno anche in Svizzera, in Germania, in Francia e altrove, e il tipo di atteggiamento è diverso. Il problema qui in Italia è aggravato da che cosa? Dalle gravissime insufficienze dal punto di vista delle strutture sanitarie. A distanza di un anno, io ricordo un anno fa, perché la memoria ce l'ho buona, si diceva facciamo un sacrificio di 3-4 settimane in maniera che si organizzi la struttura sanitaria per non causare la mancanza di cure a chi ne avrebbe bisogno. Io venendo in macchina qui ho sentito che in Piemonte da domani sospendono i ricoveri per quelli non Covid. Questo non è colpa del Covid, questo è colpa di chi governa. In un anno, anziché fare i banchi a rotelle, anziché fare i ristori tenendo la gente a casa, perché non si sono convertite le caserme dismesse facendo un enorme numero di posti letto e di reparti dedicati al Covid, e si è data la possibilità alla gente di continuare a lavorare?
e in fin dei conti i numeri sono gli stessi che altrove. La Germania ha fatto dei lockdown mirati solo ed esclusivamente quando andava in stress la struttura sanitaria. Noi continueremo a rimanere chiusi perché da quel punto di vista non si risolve niente, si preferisce la gestione paternalistica, tutti chiusi in casa, Stato autoritario, nessuna responsabilità ai cittadini e nessun intervento strutturale laddove invece serve. Ecco Tasso, io sono costantemente a contatto con medici e oggi un medico, non faccio nomi ovviamente, mi ha detto guardi abbiamo ricevuto, ecco questo è apparso sui giornali, accordo con i medici di base, non medici di medicina generale, il medico diciamo che noi utilizziamo sempre per le ricette eccetera. Ecco, uno di questi medici mi ha chiamato e mi ha detto abbiamo ricevuto l'indicazione di poter avere 15 vaccini, 15, cioè non uno in più, non uno in meno, 15 vaccini a testa da somministrare ai nostri pazienti. Però sui giornali c'è scritto accordo raggiunto con i medici di base, quindi ecco attenzione anche a questa cosa qua, cioè abbiamo uno Stato che comunque fa anche evidentemente pubblicità, usa i media per dire creare consenso e parliamo di 15 vaccini per ogni medico di medicina generale. Comunque è chiaro che questa notizia che mi è giunta oggi cioè, evidentemente è vera, è verosimile ovviamente, ma non può rappresentare la soluzione ad un accordo con i medici di medicina generale e i pazienti che meritano lo stesso trattamento con 15 dosi, poi vediamo quando arrivano le altre, non significa rispettare i pazienti, non significa avere rispetto per loro. Tasso, lei come la vede la situazione organizzativa nel complesso? Allora, la situazione organizzativa direi che è tendente al tragico, perché questa è una delle contraddizioni, ma è una delle tante contraddizioni. Adesso giustamente Lovat diceva potevano usare questo tempo per fare altro. In realtà io sono anche un volontario di protezione civile con alcune specializzazioni. Negli ultimi mesi ho partecipato all'allestimento dell'ospedale Covid di Zevia, di Noale, di Schiavonia, sono al momento inutilizzati, quindi in realtà i posti ci sarebbero. E allora ci chiediamo, ma perché non li utilizzano? Questa è una bella domanda e credo che la risposta a tutto questo insieme di contraddizioni si trovi in ciò che ha poc'anzi affermato l'onorevole Maniero, quando ha detto che nel suo tempo governatore della Banca d'Italia Draghi assieme al suo predecessore Trichet firmò la famosa lettera rispetto al governo Berlusconi dove dicevano di diminuire le pensioni, di tutta una serie di cose che hanno condotto alla fine del governo Berlusconi, hanno condotto all'inizio dell'era Monti, di governi tecnici e di tutto quell'escursus che poi tutti quanti conosciamo. Ecco, io credo che la risposta in tutto quanto sia là, dove quella lettera là è solo l'ultimo atto dell'ennesima perdita di sovranità, ma non dico dell'Italia, non dico del governo italiano, perché sarei forse ripetitivo e forse anche anacronistico, dico del popolo, dei cittadini, perché quello è l'ultimo, non so se è l'ultimo, ma è l'ultimo formale atto laddove si è detto ai cittadini, cari signori, voi non comandate più niente, decidiamo noi che governo dovete avere, decidiamo noi che se anche avete gli ospedali liberi dovete chiudere e dovete fare quello che diciamo noi, dovete indebitarvi come lo diciamo noi, per quanto tempo decidiamo noi, nelle modalità che decidiamo noi. Questo è il problema di fondo, che noi non abbiamo più alcuna sovranità e quando dico noi, non dico noi come Fratelli d'Italia, che è il partito che rappresento io, dico noi come cittadini, come persone, perché il nostro voto, pensando al 5 Stelle, chi ha votato 5 Stelle giustamente aveva l'obiettivo di cambiare le cose, di portare un governo popolare, la solita politica lontana dai cittadini, riportare il cittadino in politica protagonista, ma non è solo per i 5 Stelle, è per tutti. E credo che l'insieme di contraddizioni trovi la sua sintesi in questo, nella perdita totale di sovranità, che ha come ultimo atto quella lettera poc'anzi menzionata. Lei dice lo Stato ci vuole indebitati, frustrati, condannati e ovviamente burocratizzati, così siamo schiavi. Ma neanche lo Stato, neanche lo Stato. Senta, e allora Paesante, a proposito di questo, io le facciamo vedere regia il grafico che abbiamo
estrapolato. Quando sono stati raggiunti, ahimè, purtroppo 100.000 morti l'altro giorno, qualcuno addirittura, qualche giornale lo citava prima, no? Fra domani avremo 100.000 morti, questo è il livello di certi giornali online purtroppo. Ecco, guardi, paesani, le faccio vedere, al centro, la vede la curva, scende, quei mesi là sono luglio, agosto e settembre, i mesi in cui c'erano 200 contagiati al giorno. Ecco, torniamo grazie regia. Ci c'erano 200 contagiati al giorno, quindi in quel momento lì lo Stato si è voltato dall'altra parte e ha fatto sì che la pandemia ricrescesse. Erano veramente preoccupati che potesse terminare da un momento all'altro. 200 contagiati al giorno, 15.000 contagiati in tutta Italia, perché ovviamente essendoci 200 contagiati al giorno si faceva fatica ad arrivare a 15.000, 17.000, 18.000. Però ovviamente lo Stato cosa ha aperto? Ha riaperto le scuole, ha fatto i trasporti disorganizzati e ovviamente è tornato tutto su. Però alla fine chi paga è sempre soltanto una certa categoria di cittadini. Esattamente, purtroppo a pagare sono sempre gli imprenditori in questo caso, o molto spesso sono gli imprenditori, perlomeno dal punto di vista economico. La pandemia è cominciata giusto un anno fa e un anno fa ero sempre nei vostri studi proprio quando la pandemia è cominciata e stavamo discutendo della chiusura delle scuole proprio in trasmissione TV. E inizialmente no, si è sempre detto è una cosa che non si è mai vista, una cosa nuova, nessuno sapeva come agire, come reagire, eccetera, però siamo ad un anno dall'inizio di questa pandemia e dopo un anno siamo ancora appunto a capo. Cioè siamo ancora al punto di partenza fondamentalmente, non sono stati implementati i trasporti, non sono stati aumentati i posti in terapia intensiva, perlomeno in maniera significativa, non sono stati aumentati gli infermieri, non sono stati aumentati i medici in corsia, cioè nulla di tutto questo è stato fatto, non sono stati aumentati i mezzi pubblici. Quest'estate, appunto, come è stato detto prima, il ministro Speranza stava per pubblicare un libro, o non so se l'abbia pubblicato, dove appunto dava ormai per scomparsa la pandemia Covid e poi magicamente, tra l'altro dopo le elezioni regionali che tutti ricorderemo, si è tornati al tema Covid e ad ottobre si è tornati di nuovo a parlare di lockdown, di zone arancioni, di zone gialle, di colori, eccetera, eccetera. Per cui si è passati tra l'altro alla seconda ondata e non ci si aspettava la seconda ondata, fatto sta che siamo passati per la terza ondata e adesso siamo ormai, io penso, alla quarta ondata e ancora non è abbastanza perché il governo sia riuscito a fare un po' di programmazione. Tutte queste chiusure e riaperture continue ovviamente hanno creato grandissimi danni all'economia italiana e alle imprese che ci sono sul nostro territorio ed è il discorso di cui si parlava prima, si parla di cittadini di serie A e di cittadini di serie B, ci sono dei cittadini i quali hanno potuto fortunatamente anche lavorare in smart working agevolmente, hanno mantenuto il loro stipendio pieno e quindi hanno potuto continuare in un certo senso la loro vita come prima. Ci sono invece persone che hanno vissuto sulle loro pelli quella che è la pandemia, non solo dal punto di vista sanitario ovviamente, perché non esiste solo il punto di vista sanitario, ma esiste anche il punto di vista sotto il profilo economico purtroppo. E molti imprenditori stanno ancora aspettando, io continuo a ricordarlo, stanno ancora aspettando i ristori di dicembre, perché a dicembre, se vi ricordate, si è aperta la crisi con Renzi, con il governo di cui era entrato a far parte Renzi, e ancora oggi stiamo aspettando questi ristori che tra l'altro se dovessimo fare un excursus decreto ristori 1, decreto ristori bis, ter, quater e ancora non avevano capito quali erano le categorie. Si parla di aprile. Adesso siamo arrivati, eravamo sotto le vacanze di Natale e avevano sospeso il decreto ristori perché dovevano discutere della crisi di governo, il governo poi è caduto, insomma una storia che conosciamo tutti. Il fatto sta che il governo nuovo è entrato in carica, è entrato in funzione e noi siamo ancora qua che aspettiamo i ristori. O perlomeno gli imprenditori sono ancora qui che aspettano i ristori agonizzanti fondamentalmente. Vediamo una telefonata alla casa. Pronto, chi parla? Sì, buonasera, sono Andrea di Castelfranco, Veneto. Sì, prego. Io ho una domanda, che volevo fare una domanda. E sento sempre queste persone favorevoli al vaccino preoccuparsi nel caso dovessero incontrare uno che non si vuole vaccinare. Ma perché si preoccupano se sono vaccinati e il vaccino dovrebbe rendere immuni dal virus?
Andrea, bella questa domanda, le potrei dire grazie dell'assist, perché è comunque è il lavaggio del cervello mediatico, no? Adesso Lovat lo chiedo di intervenire, poi sentiamo anche Maniero. Cioè è il bombardamento mediatico che dice tu che cioè, devi contrastare quello che non vuole, però ovviamente questo lo dirà meglio, meglio sicuramente il nostro politologo. Se vuole spiegare, vuole aggiungere. Un'osservazione sul discorso dei vaccini, cioè che si parla di vaccinarsi, ampliare e inserire l'obbligo dei vaccini, però mi pare di aver capito, perché non sono un medico ovviamente né un virologo o un infettivologo, che questi vaccini rendono, diciamo, immuni dagli effetti del Covid, ma sia comunque portatori sani del virus. Quindi io penso che l'obbligatorietà, adesso per quello che ne capisco io, sia una cosa che da un certo punto di vista innanzitutto non sia corretta a livello, diciamo, generico, ma in ogni caso penso che sia fondamentale vaccinare i soggetti a rischio, dopodiché i soggetti che non sono a rischio, l'obbligo, cioè il vaccino non dovrebbe essere un obbligo, perché se comunque sei portatore sano puoi comunque attaccarlo a qualcun altro, quindi l'importante è che i soggetti che sono a rischio siano vaccinati, dico io. Sentiamo. Beh, fermo restando che io parlo di quello di cui sono competente, non posso entrare su questioni mediche, io lì chiedo ai medici. Dico che non solo la questione dell'obbligo vaccinale, ma soprattutto quella subdola che in Cina è già approvata da ieri. La Cina non certo un modello di democrazia, anzi l'esatto contrario, l'idea subdola del passaporto vaccinale. Questa è una cosa da combattere con tutte le forze e su questa bisogna fare le barricate. Ed è patetico, pazzesco dal punto di vista democratico che nessuna delle forze in Parlamento stia alzando la mano a dire così non va bene. Si sente qualche parlamentare sparso, ecco per esempio, io mi auguro che anche Maniero, che dimostra coerenza con i principi originari della sua elezione, su questo faccia una riflessione e trovi magari qualcun altro, perché imporre una misura come quella del passaporto vaccinale equivale a non aver imparato nulla del XX secolo e liquida in fa diventare, attenti, fa diventare, non lo è, una buffonata il giorno della memoria. Cosa facciamo a fare il giorno della memoria? Cosa ci insegna il giorno della memoria che ogni anno viene celebrato se noi non capiamo che i principi costituzionali di tutela del cittadino dall'abuso statale anche in ambiente sanitario diventa una cosa così scritta su carta, acqua fresca, e si può cambiare perché lo decide, come diceva bene il sindaco di San Pietro Mussolino prima, qualcuno al di fuori delle istituzioni, perché, e questo i cittadini dovrebbero avere il diritto di saperlo. Ecco, Maniero, lei è stato citato, vuole aggiungere qualcosa? Sembrava doveroso, prima veniva citata una risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, appunto, che ha come dire, raccolto quasi unanimità, devo dire, c'erano 115 voti favorevoli e solo 2 contrari riguardo ai suoi contenuti. Tra questi c'è anche quello che raccomanda agli Stati e all'Unione Europea di far sì che non ci sia alcuna forma non solo di obbligo, ma neppure di pressione sociale, mediatica, insomma di vario genere verso i cittadini riguardo alla vaccinazione Covid. Poi ovviamente era il tema che si stava trattando. Lo dico perché fino a poco tempo fa io presiedevo la delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa, che è l'organo appunto che ha fatto questa deliberazione. Ma ahimè anche da lì ero stato appena cacciato dal Movimento 5 Stelle per non aver votato la riforma del MES. Però insomma mi sembrava corretto riportarlo, è vero insomma quel contenuto. Va anche aggiunto che però ahimè non ha valore legale, cioè non ha un valore vincolante, è una raccomandazione che ha un forte ovviamente valore mediatico, come si dice di soft power, no? di potere delicato, di potere morbido, ma non è una legge. Quindi insomma ce n'è da fare a riguardo. Io ovviamente credo nella funzione dei vaccini, i vaccini servono a salvare le vite, anch'io però sono d'accordo sul fatto che non debbano essere obbligatori. Credo invece che vada fatto un enorme lavoro di trasparenza e di informazione perché tutti possano accedere alle informazioni che riguardano la creazione dei vaccini, i loro contenuti, gli eventuali effetti collaterali. Pochi giorni fa, per esempio, leggevo che in Austria c'è stato un problema con un lotto, è stato ritirato un intero lotto di AstraZeneca, proprio per capire cosa stesse succedendo con alcuni
gravi purtroppo casi collaterali. Questo non vuol dire che il vaccino non funzioni o faccia male, ma se c'è qualche avvisaglia non bisogna aver timore di verificare e di avere massima trasparenza nei dati, altrimenti allora sì che si inizia a capire chi si spaventa dei vaccini al punto tale da diventare Novax o non qualsiasi altra cosa. La trasparenza deve essere un presupposto, altrimenti anche lo strumento più utile diventa percepito come terrificante. Ecco, poi mi ha colpito, faccio questa premessa, io guardo i contenuti, non mi interessano i colori, destra o sinistra, sono rimasta alla vecchia maniera, diciamo, che dichiaravamo nelle piazze, mi interessa se una cosa è una buona idea o meno. Prima il collega, l'amministratore, il sindaco, chiedo scusa, non ho potuto leggere il nome, ma ha detto una cosa che io trovo profondamente vera, il fatto che stiamo perdendo sovranità. Ormai sono più di 20 anni che noi tagliamo la spesa pubblica e in questo contesto giova ricordare quella sanitaria. All'apertura di questa crisi gli italiani avevano un quarto dei posti letto in terapia intensiva per 1000 persone rispetto alla Germania. Non per caso o non perché ai governatori regionali piacesse tagliare posti, ma perché questa era una delle risposte agli obblighi europei di tagliare la spesa per avvicinarsi alle convergenze fiscali che sono normate dall'Unione Europea. Quindi, insomma, questo è uno degli aspetti che ci deve fare riflettere. L'Europa è un sistema, ma non è detto che non lo si debba cambiare. Se una cosa non funziona, caspiterina, noi abbiamo il dovere verso i nostri cittadini di cambiarlo perché risponda a quei bisogni. Non è che si può morire per i criteri di convergenza fiscali europei. E anche il Recovery Fund, insomma, ci sarebbe da parlarne una serata intera solo su quello, su cos'è approfondiremo, però onorevole, volevo dire questo, la telefonata di Andrea da Castelfranco è stata molto precisa, cioè può derivare da quel suo intervento una considerazione di quello che secondo me potrebbe essere un immediato futuro, cioè chi si vaccina che fa la lotta a quello che non si vuole vaccinare. Quindi lo Stato, siamo lo Stato, io adesso lo chiamo così, governanti, come vogliamo chiamarlo, che utilizzando i mass media, utilizzando ovviamente i mezzi di informazione, riescono ancora una volta a farci litigare fra di noi. Beh, guardi, peraltro è anche facile litigare su quel punto, perché se ci ragioniamo un attimo, si tratta uno dei casi più difficili in cui da una parte si incontra la libertà individuale e del proprio corpo, che ovviamente non deve essere toccata, è uno dei principi peraltro in cui ci riconosciamo come democrazie occidentali, ecco, e dall'altra parte il diritto-dovere alla salute collettiva. Sappiamo che ci sono già dei casi in cui, per esempio, la seconda viene fatta prevalere sulla prima dal nostro ordinamento e sono dei casi molto complessi e molto dolorosi di cui peraltro proprio i sindaci si occupano e lo saprà bene il collega, i cosiddetti ASO o TSO, accertamenti sanitari obbligatori o trattamenti sanitari obbligatori, sono dei momenti dolorosissimi in cui per ultima firma del sindaco, dopo la raccomandazione del medico, si priva di fatto una persona dei suoi diritti fondamentali di libertà e di fatto questa viene forzosamente presa, bloccata e sottoposta ai trattamenti medici che sono strettamente necessari a evitare che faccia del male a se stesso, agli altri, casi di tentati suicidio o cose estreme. Però lei capisce che dal punto di vista della compressione del diritto di una persona, quello è un momento drammatico. Lei viene immobilizzato e sottoposto a trattamenti su cui lei non ha alcun potere. Questo non è così dissimile se ci ragioniamo, non è forse così traumatico, certamente, ma dov'è il limite tra la mia libertà, che deve essere intoccabile, e la necessità di salvaguardia di una comunità? Non è semplice, è facile litigare su questo, sono d'accordo. Ecco, Bigon, sentiamo, arrivo Lovat, sentiamo anche la Bigon su questo punto. Ma guardi, io credo che però stiamo effettivamente esagerando, un TSO non viene applicato in genere per quanto riguarda la mancata vaccinazione. Noi abbiamo già dei vaccini obbligatori e questo non è previsto. Dopodiché, ripeto, io sono convinta che la vaccinazione, soprattutto in Europa, è quantomeno sicura perché abbiamo i 3 vaccini che hanno fatto tutte le fasi previste dalla normativa, che è anche quella del controllo e della prova, cosa che in altri vaccini non è stato fatto quantomeno a livello europeo. A livello europeo si chiede molto di più, sono fasi più restrittive rispetto ad altri vaccini, per cui già questo è un po' una garanzia.
Se poi pensiamo che appunto i ritardi nella consegna, nella fornitura e vaccinazione è anche per questo motivo, perché sarebbe stato facile magari servirsi, abbiamo visto quante regioni hanno provato quantomeno a vedere se c'erano altre forniture, però sempre all'interno dei vaccini che comunque sono quelli garantiti a livello dell'Unione Europea. Dopo sappiamo perfettamente che delle difficoltà ci sono, magari possono avere degli effetti collaterali, sappiamo anche però che da quello che dicono gli infettivologi e quantomeno i virologhi dicono assolutamente che quantomeno il vaccino copre dalla gravità della malattia, e questo è già qualcosa, perché la terapia intensiva è molto pesante, così come le conseguenze in certi casi per quanto riguarda il Covid. Credo che il vaccino vada fatta una buonissima campagna informativa, questo sono perfettamente d'accordo, però nemmeno pensare che l'obbligatorietà comporterebbe qualcosa di eccessivo come magari un trattamento sanitario. Vero anche che credo che la libertà sia un presupposto fondamentale, però pensiamo anche che il tesserino di cui si parlava prima probabilmente lo chiederanno anche all'estero. Quindi saremo costretti forse a farlo. Ecco, Lovat voleva aggiungere... sarà battaglia fino alla Corte dei diritti di Strasburgo e non c'è nessun dubbio, ma io non credo proprio che in Slovenia, qui vicino, sempre l'Unione Europea e tantomeno in Svizzera che è fuori dall'Unione Europea, si arrivi a questo. Allora io devo avere la disgrazia di essere nato al di qua di una linea tracciata su una carta geografica, perché magari qui ci sono dei leader politici che hanno una mentalità fascio comunista da 100 anni, che va avanti sempre nella stessa direzione, cambiando nomi, colori, ma alla fine sempre quella è. Aggiungo una cosa, qui siamo in Veneto, in una TV locale veneta, ed è il caso di parlarne. Se se ne parla è perché quotidianamente c'è un signore che ha un pulpito dal quale continua a fare una propaganda violentissima. L'anno scorso a livello nazionale lockdown, non bisogna andare fuori dal comune, e il signor Luca Zaia dice 200 passi qui da me. Adesso si sta parlando della vaccinazione ed è lui che ogni 3x2 tira fuori il passaporto vaccinale. C'è un problema di democrazia. Qui ci sono esponenti del Partito Democratico, ex Movimento 5 Stelle, ora comunque non ha abbandonato la politica e quindi deve essere interessato anche lui alla comunicazione mediatica. Abbiamo un esponente di Fratelli d'Italia, ma la possibilità del contraddittorio, della contestazione civile, democratica, madura, perché non c'è in Veneto? Non c'è. Io la ringrazio che lei ogni tanto mi invita qui, perché purtroppo far sentire voci fuori dal coro in Veneto è difficile, e quando c'è qualcuno che ha una sorta di monopolio è inutile prendersela con la gente se poi lo votano, perché quella hanno voce che sentono, quella campana, non gli si apre la mente da fare il confronto. Soprattutto se i giornalisti, davanti al Signore, anziché fare domande graffianti, si fanno chiamare per nome come fossero un confidente o dite voi cosa. Ecco, Tasso, a proposito di questo cosa... Ma a proposito di questo credo che la persona a cui fa riferimento Lovat sia affetta un po' da quella sindrome di fare il primo della classe, no? Dove ricordiamo benissimo i 200 passi, 200 metri, e adesso stiamo tornando su quella strada là. Io mi auguro vivamente che questo passaporto sanitario, vaccinale, insomma, sia un'idea che non vada in porto, anche perché è contraria a qualsiasi forma di logica, di diritto dell'uomo. Ma io sono maggiormente preoccupato delle conseguenze di questo, perché se veramente andasse in porto il passaporto vaccinale sarebbe l'ennesimo passo che andrebbe a certificare la fine di tutti i nostri popoli, poiché si inizierà una guerra senza frontiere di tutti contro tutti. Tu hai il passaporto, io non ce l'ho, tu puoi andare in vacanza, io no, io ho la casa in Austria, non posso andarci, ma ci vai tu. Tutti contro tutti, aziende contro aziende, e sarebbe l'ennesima OPA ostile contro l'Italia, contro le nostre imprese e contro i nostri lavoratori, che come sempre andrebbero a rimettersi in funzione di chi? In funzione, sappiamo, di grandi potenze estere che andrebbero a fare compravendita a basso costo di quelle che sono le nostre, non dico solo le nostre aziende, dico anche le nostre bellezze. Io sinceramente sono preoccupato, sono seriamente preoccupato di trovarmi un'arena di Verona di Amazon
un Colosseo di qualche altra multinazionale, perché l'Italia di questo passo sta andando verso la svendita totale e lo fa attraverso questa situazione di cittadini tutti contro tutti. Vorrei menzionare un fatto accaduto un paio di giorni fa nel Vicentino, dove un giornalista è andato presso un bar di Trissino, un bar noto della zona, è sorto un diverbio molto acceso. Perché? Perché il bar aveva dei clienti, il giornalista probabilmente voleva dimostrare che questo bar non stava rispettando le regole, il gestore del bar si è infuriato, ovviamente esasperato dalla situazione. Ci stanno mettendo tutti contro tutti e questo fatto è stato il primo, ma non sarà l'ultimo se continuiamo di questo passo. Pertanto, a mio avviso, spero che questa campagna terroristica finisca. Come affermava l'onorevole, si passi a una grande battaglia per la trasparenza sulle informazioni e che quindi risorse e informazioni vengano gestite non contro il popolo, non per usare il popolo, ma per il popolo. Ecco, senta, fra l'altro, Paesante, le nuove idee che stanno venendo fuori è che quando viene raggiunta la soglia di 250 contagiati per 100.000 abitanti, questo comporta immediatamente la zona rossa, eccetera, eccetera, eccetera. Però se lei che è abituato a fare i conti fa 250 diviso 100.000%, viene fuori 0,25. Cioè, adesso mi chiedo, cioè adesso non so, io non sono un medico, non sono proiettore, non vedo i grafici, non faccio parte del CTS, però parlare di pandemia, parlare di questi messaggi forti subliminali che dobbiamo stare chiusi, eccetera, con uno 0,25, cioè non di 25%, non di 2,5%, non di 10%, ma di 0,25% di malati e chiudere tutto quanto, sempre scaricando sulle solite categorie tutti i rischi, anzi quelli che poi dicono dovete stare chiusi, dobbiamo stare chiusi, sono quelli che ovviamente hanno lo stipendio coperto. Lascia un po' perplessi come metodo. Ma allora, intanto tengo a precisare riguardo al discorso che ho fatto prima che non mi voglio assolutamente sostituire a dei medici e a dei virologi. La mia era una perplessità, quella che ponevo prima riguardo al discorso vaccini e che secondo me eventualmente come persona di buon senso mi viene da pensare che dovrebbero essere vaccinati prima gli anziani o comunque le persone a rischio. Salvo il fatto che poi essendo contro l'obbligatorietà del vaccino, credo che prima di porsi il problema dell'obbligatorietà del vaccino sarebbe forse anche, ci sarebbe da porsi il problema di reperire questi vaccini che fra l'altro al momento siamo direi alla grande indietro rispetto a molti altri paesi sul discorso vaccinazione. Per quanto riguarda il discorso che si faceva adesso dei numeri, diciamo, dei contagi eccetera, secondo il mio punto di vista personale i numeri comunque che ci sono stati rappresentati anche attraverso il Ministero della Sanità e l'Istituto Superiore della Sanità sono sempre stati dei numeri ben precisi da un certo punto di vista, perché la mortalità non è elevatissima, ma è elevata, raggiunge dei picchi in determinate fasce di età. Purtroppo in questo paese fino ad oggi secondo me si è sempre voluto essere molto ipocriti sotto questo punto di vista e in realtà bisognerebbe essere più pragmatici per risolvere la situazione. Oggi come oggi, appunto come si diceva anche prima, si chiude a che pro? Cioè per trovarci tra 2 settimane quando ci riaprono, tra un mese di nuovo nella stessa situazione. Operazioni di ampliamento e miglioramento della sanità sotto qualsiasi profilo non ne verranno fatti, non ne sono stati fatti nell'arco di un anno, quindi bisognerebbe prendere delle decisioni dal punto di vista evidente organizzativo per poter convivere con la pandemia. Evidentemente bisogna cercare di diluire il più possibile le persone, non concentrare, aumentare le chiusure, concentrare sempre di più le persone. Però pensate, si sta già parlando, perché ovviamente questo governo non ha cambiato l'abitudine del precedente, già si parla di ridurre l'orario del coprifuoco, di non far uscire i ragazzi alle 5 di pomeriggio, sabato e domenica tutti chiusi e lo stanno decidendo in queste ore qua, quindi cioè, parliamo di cose imbarazzanti, cioè Pasqua non ci vogliono far stare
fare la Pasquetta fuori, poi ricordiamoci che c'è il 25 di aprile, c'è il 1° maggio, c'è il 2 giugno, cioè questi qua continueranno a tenerci chiusi e non si sa per quanto tempo. Però poi Draghi ovviamente dice se qualche azienda chiude vuol dire che doveva chiudere e insomma alla fine non è che io chiudo perché ho rischiato l'impresa di mio e quindi ovviamente non sono riuscito a fare il mio lavoro e quindi chiudo per questo motivo qua. Io chiudo, sono costretto a chiudere perché tu governante non ti sei organizzato bene. Maniero. Lei credo che abbia toccato uno dei punti nevralgici del tema, perché va bene, c'è un'emergenza nazionale, dal punto di vista economico ha l'impatto di una guerra, una quantità di attività non possono lavorare, diciamo, per legge, nel senso che lo Stato per una necessità sanitaria che riscontra ti impedisce, ti vieta di fatto di lavorare, va bene, ma allora però ti salvo. Io devo sussidiare e mantenere in vita perlomeno tutto quello che sto bloccando, tutti coloro a cui sto impedendo di lavorare, cos'altro potrei fare? Però così non viene fatto e questo è estremamente grave e ritorniamo al punto di partenza, perché questo ci pone su un piano inclinato in cui altri guadagneranno moltissimo e compreranno a sconto, a svendita, una buona parte del nostro sistema economico, quindi le aziende, il know-how e tutto quello che ora se ne sta andando, e lo compreranno a poco prezzo e avranno un gioco facile nel farlo. Quando guardiamo la dimensione degli aiuti che vengono dati Stato per Stato e ci rendiamo conto che l'Italia purtroppo in questo è molto indietro, cioè stiamo erogando come contributi diretti a fondo perduto molto meno rispetto ad altri paesi come la Germania, tanto per fare un esempio, allora è facile capire come andranno le cose e non andranno molto bene. I prossimi anni non saranno anni, come dire, gaudenti. Noi avremo ancora un anno e mezzo circa di morfina, diciamo, in cui tra Banca Centrale Europea e sospensione delle regole europee sul debito non ci verranno fatti fare i compiti in modo cattivo. Dopodiché la ricetta sarà molto simile a quella di Monti e se voi guardate al momento abbiamo un governo con una immensa maggioranza che va dall'estrema sinistra a quasi la fine diciamo del Parlamento dal lato destro, con figure chiamate tecniche, poi in realtà non esistono i tecnici perché ogni decisione è politica, però diciamo non eletti e che non hanno seguito un percorso politico o elettorale, di enorme considerazione da parte delle cancellerie europee. Pare che parli del governo Monti, invece è quello attuale. Come per il governo Monti ce ne accorgeremo tra qualche mesetto, non subito. Ora non si può andare giù con l'accetta perché sennò crollerebbe il sistema, per quello parlavo di morfina dal punto di vista monetario. Quando questo cesserà ce ne accorgeremo dolorosamente e tardi. Va bene, allora rimanete ancora con noi perché dobbiamo ancora dire parecchie cose. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Eccoci in diretta, 22:11 qui dagli studi di Canale Italia a Rubano, insieme alle persone TV. Ricordatevi un nuovo contenitore in cui andiamo a raccontare quello che succede, cerchiamo di analizzare i fatti. Ecco, insieme alle persone, proprio lo dice il nome del format, cioè dobbiamo unire le persone con le idee, dobbiamo imparare a ragionare da soli, dobbiamo sviluppare il nostro senso critico, non ricevere sempre le informazioni e rimanere, passatemi il termine, passivi, ma invece sviluppare il senso della critica, il senso della valutazione. Ecco, il nostro canale si prefigge questo, quindi lavoro duro, lavoro intenso, di qualità, critico, ma significa anche guardare le cose da un'altra prospettiva. Non ci piace pensare che poi alla fine siamo, come qualche politico può pensare, una mandria, basta che segue il pastore, no? Ma abbiamo anche le nostre idee e noi vogliamo incentivare i nostri amici che ci seguono proprio a sviluppare questo senso di valutazione delle cose. Tasso, voleva aggiungere qualcosa, se non sbaglio? Sì, parlando dei ristori, del supporto alle aziende, mi riferisco principalmente a ciò per cui siamo famosi in Italia, ma forse principalmente in Veneto, della piccola e media impresa. I ristori comunque non saranno mai sufficienti, perché siamo di fronte a un momento storico in cui c'è un aumento vertiginoso del costo delle materie prime e dei semilavorati. Ecco che quindi moltissime delle nostre imprese che lavorano non solo con l'Italia ma con tutto il mondo stanno perdendo clienti di giorno in giorno, e se anche dovessero ricevere, non ci speriamo più, ma dovessero ricevere dei ristori, i clienti persi non li recuperano più. Per questo il danno è irreversibile e devono quanto prima lasciar lavorare le imprese in maniera adeguata. Ma questo si spiega dal ragionamento precedente: siamo di fronte a un'OPA ostile nei confronti dell'Italia, vogliono comprare l'Italia a basso prezzo e il prezzo lo abbattono in questa maniera qua, perché pur dando qualche ristoro non si andrà minimamente a recuperare il gap che stiamo creando, perché le nostre imprese perdono clienti, perdono fatturato in tutto il mondo e non si recupera con un ristoro. Per questo o ci lasciano lavorare o veramente mettiamo la nostra piccola e media impresa, ma anche alcuni frangenti della grande impresa, nelle mani di investitori stranieri che ci usano. Posso portare un caso emblematico, il caso Miteni di Trissino, inquinamento da FAS. Vengono qua, acquistano a basso costo imprese strategiche, le utilizzano per fare i loro porci comodi, una volta che li hanno fatte ci salutano, ci lasciano qua il disastro. Questo succederà in Italia se non ci svegliamo e se non lasciamo lavorare le nostre imprese. Concludo, ce lo insegna Benjamin Friedman, economista americano, diceva: per fare operazioni o leggi in condizioni normali pensate come impensabili, bisogna creare delle condizioni fino a quel momento totalmente impreviste o umanamente impensabili. Una volta create quelle condizioni si possono fare leggi, provvedimenti e disposizioni che sarebbero in qualsiasi modo ingestibili in condizioni normali. Stiamo arrivando a questo: o ci fanno lavorare o il danno sarà irreversibile. Ecco, a proposito di questo, pensate, lo spunto di Tasso è interessante, perché anch'io riscontro, per esempio, in alcune aziende con cui ho contatti, di aumento del costo della materia prima, quindi parliamo di acciaio, plastica, ferro, e anche la benzina, cioè in effetti stiamo vedendo un'anomala crescita negli ultimi 15-20 giorni del costo della benzina, addirittura la benzina verde è arrivata quasi a 1,6 euro in certi distributori, quasi 1,580, sono valutazioni che camminando per strada uno fa. Non si spiega, dice: ma come, c'è la crisi, l'economia un po' rallenta, il prezzo delle materie prime aumenta. Quindi ovviamente Tasso ha fatto una valutazione e ha detto che molte aziende andranno automaticamente fuori mercato. Ma questo è una cosa che si è sempre verificata nei vari periodi storici, la variazione dei prezzi delle materie prime ovviamente in base alle situazioni del mercato. Questa è una situazione nella quale evidentemente può far comodo
sfruttare queste variazioni dei prezzi e magari anche mettere fuori gioco le grandi aziende italiane che competono sui mercati esteri. Come si diceva prima, un cliente perso non si recupera più, non è che uno telefona il giorno dopo, guarda mi hanno permesso di aprire oppure, e recupera il cliente. Da queste cose qua non si torna più indietro, forse bisognerebbe a volte guardare un po' più in là del proprio naso e non necessariamente sempre soltanto in Europa, ma basta guardare anche, per esempio, prendendo appunto come esempio, mi ripeto, gli Stati Uniti, dove c'è il neoeletto presidente degli Stati Uniti, Biden, no? Che è stato molto ammirato, tutti gli esponenti di sinistra, della sinistra italiana, no? Erano contentissimi, però Biden negli Stati Uniti hanno fatto vedere anche delle immagini ieri a New York, le attività erano tutte aperte, la gente girava per strada, lo stesso capitava nello stesso momento in Russia. Quindi c'è da chiedersi che cosa c'è di diverso in questi posti, come mai in questi paesi si ragiona diversamente. Eppure sappiamo che gli Stati Uniti sono uno dei paesi che sono stati più colpiti di tutti dalla pandemia, quindi forse è ora che gli italiani, i veneti, gli italiani si sveglino e comincino a fare pressioni sulla politica o comunque che la politica assuma il coraggio di prendere delle decisioni. Devono arrivare questi soldi del Recovery Fund, vedrà che le cose cambieranno. Vediamo una telefonata alla casa, pronto? Chi parla? Sì, buonasera dottor Lovino, sono Dorella Luciano. Sì, buongiorno, buonasera Dorella, prego, prego. Allora, niente, vorrei portare solo una testimonianza. Allora, per quanto riguarda le chiusure, io ho mia moglie che lavora in questo momento a Monte Carlo come cantante. Allora, dovete sapere che a Monte Carlo non hanno mai chiuso né i ristoranti né tantomeno il teatro, hanno sempre continuato, ovviamente con il distanziamento di sicurezza, e hanno solo fatto che adesso, questi ultimi fine settimana, hanno vietato ai francesi di venire a mangiare e a divertirsi nella riviera, perché ovviamente dall'altra parte a Nizza hanno tutti i ristoranti chiusi, quindi per evitare i problemi col governo francese hanno fatto che solo chi è monegasco che lavora là può usufruire quindi dei ristoranti, dei bar e via così dicendo, dei teatri. Un'altra cosa che dopo loro hanno fatto anche per quanto riguarda l'INPS, cioè l'istituto di previdenza che hanno anche loro, hanno congelato per le aziende ad esempio, quindi come se da noi congelassero ad esempio per 1 o 2 anni l'INPS. Quindi io direi, perché anche non fare una proposta al governo di congelare l'INPS in Italia per le partite IVA 1, 2 o 3 anni finché non c'è un riadattamento della situazione economica, se no si porta tutto a uno sfacelo. Ringrazio i suoi ospiti e anche il dottor Lovat. Grazie a voi. Grazie Dorella. No, beh, effettivamente con le tasse si continuano a pagare, perché in effetti il 16, cioè la prossima, per chi magari non è avvezzo a queste informazioni, c'è la prossima scadenza fiscale, quindi l'IVA le scadenze fiscali sono miriadi, diciamo, ormai nuotiamo nelle scadenze fiscali, e quello che è stucchevole è che in un anno, perché ormai è passato un anno di pandemia, le scadenze sono state sostanzialmente soltanto rinviate, e poi alla fine comunque tutti gli imprenditori hanno dovuto pagare, gli arretrati ovviamente, non è stato sospeso ma neanche per sogno, neanche per idea, sospeso per anni, è una follia probabilmente. Adesso addirittura si parla delle cartelle, perché queste cartelle dell'Agenzia Entrate e Riscossione, ex Equitalia, sono pronte a partire, e la grande idea che hanno avuto non è stata quella di dire aspettiamo un attimo, no, è quella di dire le manderemo via per scaglioni, un po' alla volta, così, no, un po' come il lockdown, cominciamo con la zona gialla, zona arancione, finché alla fine ti porto la zona rossa, che ti faccio stare in casa, non ti faccio più uscire dalla porta. E lo stesso vale per il discorso tasse. Anche qua il governo Draghi si è partiti sentendo dire perlomeno che si annunciava una grande riforma fiscale. Intanto sappiamo già che con le risorse del Recovery Fund non si possono fare operazioni relative all'aspetto fiscale, ma già adesso si parla di eliminazione della flat tax e non si parla neanche più di rimodulazione delle aliquote, quindi di abbassamento perlomeno sugli scaglioni più bassi delle tasse, ma si parla addirittura di farle pagare in anticipo, perché alcuni articoli, perlomeno in discrezione ovviamente al momento, parlavano del fatto che si vuole portare il pagamento delle tasse a livello mensile, neanche più a livello annuale, così te li fregano ancora prima e così sono sicuri che li portano a casa. Vediamo una telefonata alla casa, pronto, chi parla?
Sì, pronto, buonasera direttore, a lei si ospite, sono Sebastiano D'Abano. Sì, prego. Io niente, volevo capire una cosa, come mai l'Ariston di Sanremo è stato possibile aprire e soltanto il presentatore Amedeo ha guadagnato 600.000 euro quando ci sono operai che non dicevano nulla? Cioè non è una vergogna, questo anno si poteva evitare e quei soldi darli alla povera gente. È vero che non risolvevi il problema dell'Italia, però uno che guadagna 600.000 euro per 3 giorni mi sembra una vergogna di più. Poi alcuni dicono vediamo la luce fuori del tunnel. Io l'unica luce che vedo fuori dal tunnel è quando prendo l'autostrada, prendo la galleria e vedo la luce, perché di questa luce io non ne vedo più, perché arrivano pochi vaccini e per colpa dei politici noi dobbiamo stare a casa. Grazie direttore, grazie a lei, grazie gentilissimo Sebastiano. Marino, vuole rispondere lei a questa cosa? Cioè effettivamente lei che è onorevole, insomma, che ovviamente cariche pubbliche comportano un certo reddito, sa cosa voglio dire. Certe persone dovrebbero anche dire bene, come ha fatto per esempio Ibrahimovic, ha detto bene, quello che io prendo lo devolvo completamente in beneficenza. Ecco, questa è una cosa che purtroppo in Italia manca, cioè quindi c'è molta poca solidarietà da parte dei politici che continuano comunque a incassare. Ecco, non me ne voglio, non ce l'ho con lei, ovviamente ci mancherebbe altro, farci un discorso generale, però non danno, cioè in passato c'è stato qualcosa, però non stanno dando l'esempio, cioè non stanno dicendo allora io mi alzo e dico che prendo, non so, tot reddito, però sto aiutando 3 famiglie a mantenersi, sto facendo, ecco, quindi manca anche questo, non si parla, cioè, ecco, quindi questa cosa è ancora più lontana, i cittadini evidentemente dicono ma allora sì, i politici che prendono degli stipendi alti, più alti d'Europa, non lo so, del mondo, non mi interessa, però non fanno un gesto di avvicinamento da questo punto di vista, evidentemente c'è qualcosa che non va. Ma infatti lei che ha buona memoria si ricorda che uno degli impegni che abbiamo preso, che aveva preso il Movimento 5 Stelle, era quello appunto di restituire parte dello stipendio. E lei sa che in questo il Movimento 5 Stelle ha restituito più di 106 milioni. Anche io in questi 3 anni, poco meno, personalmente ho restituito e in più rinunciato per un totale a 148.000 euro. E ora che sono stato cacciato dal movimento, io continuerò a restituire parte del mio stipendio, come ho fatto il mese scorso, in cui ho dato un contributo alle scuole del mio comune per affrontare appunto l'emergenza del Covid e tutte le orride spese che si aggiungono a quelle che già le scuole hanno in un panorama di tagli che anche quelli sono 20 anni di tagli sulle scuole, insomma, che si vedono accumulare. Quindi nel mio piccolo, guardi, quella è una promessa che ho fatto con gioia e che a me fa bene perché mi ricordo che sono un privilegiato oggettivamente e che non tutti vivono così. In apertura del programma qualcuno ricordava il potere che hanno sulle persone le terrazze romane, no, insomma gli ambienti un po' così ovattati, ma quello è assolutamente vero, guardi, quello è un potere oggettivo che cambia il modo di percepire se stesso e gli altri e che mano a mano fa dimenticare che alcune cose sono privilegi e si inizia a crederle diritti, quindi parlo proprio, insomma, per esempio di noi parlamentari, eccetera. Quindi per me ogni mese donare un pezzo del mio stipendio a me fa bene perché mi ricorda che grado di privilegio vivo. Ovviamente non è una soluzione perché parliamo di cifre che rispetto alla dimensione del problema sono piccole, però sono un segno di giustizia, io insomma ci tengo e quindi continuo a farlo. Beh, penso che sicuramente i cittadini apprezzerebbero, cioè nel senso, apprezzano il momento in cui comunque tutti stanno facendo sacrifici. Ecco, per esempio Sebastiano D'Abano diceva una cosa giusta, cioè abbiamo dato questi soldi, ma insomma tanti, poi magari c'è gente che deve andare alla Caritas. Io non dico che non devono essere premiate le professionalità, anzi io sono a favore della gratificazione della professionalità, però c'è il momento in cui magari uno deve anche fare dei gesti di equilibrio, cioè nel senso un momento particolare, poi dopo la vita determinerà un recupero. Però certe volte quando si è alla ribalta, quando si è
ribalta della cronaca, bisogna, secondo il mio punto di vista, fare qualcosa in più e dovrebbe essere una cosa che nasce da dentro, quindi onore a lei Maniero. Lovat, quindi questo dimostra che comunque quello che diceva lei prima, che ha ripreso anche Maniero, questa è la politica che si avvita su se stessa e si distacca completamente dal territorio e non sente neanche le esigenze dei cittadini. Guardi, io dopo 25 anni credo, e avendo vissuto determinate esperienze per ragioni di età in anticipo e vedendo queste cose proprio come degenerano, come marciscono nel tempo, mi sono convinto che i partiti politici, il sistema partito e la partitocrazia in genere sia deleterio e vada sostituito da qualcosa di più maturo. Siamo oggi in democrazia matura, dobbiamo cominciare a tornare allo spirito civico e a slegarci da questi strumenti che diventano dei contenitori controllabili dall'esterno, soprattutto con leggi elettorali e liste bloccate che permettono di fatto di selezionare tramite i capi partito le persone che vanno a fare che cosa? Non più i parlamentari che rappresentano tutto il popolo senza vincolo di mandato, ma dei semplici schiacciabottoni che guardano a comando il capogruppo per sapere cosa bisogna votare senza nemmeno andare a leggere il provvedimento che devono votare. Per cui bisogna che il popolo prenda coscienza del fatto che tutto quello che va in direzione dell'antipolitica spicciola va contro di noi stessi, ma non perché bisogna esaltare i partiti, ma perché viceversa bisogna esaltare la partecipazione e incoraggiare l'informazione dei cittadini e cercare alternative a quelle che sono strutture di potere consolidate che permettono di esercitare il potere da fuori delle istituzioni. Servendosi dei partiti. Ecco, siamo in chiusura, abbiamo pochissimo tempo. Bigon, senta, mi dica in verità, risponda sinceramente alla domanda che le sto per fare. Cosa farà a Pasquetta? Ma Pasquetta siamo tutti a casa perché hanno già disposto la chiusura, per cui sicuramente se non è zona arancione sarà zona rossa. È vero che bisogna lavorare, è altrettanto vero che finché non abbiamo una copertura vaccinale la realtà è l'aggravamento della situazione Covid. Noi abbiamo una struttura sanitaria che propone 5.000 posti letti in terapia intensiva, aumentati ovviamente in questo anno e parecchio, ma che rischiamo in alcune regioni che già oggi hanno occupato il 40% dei posti di avere una saturazione, di dover scegliere se andare avanti così, viste le varianti inglesi, brasiliana e africana che abbiamo, che contagiano anche i giovani e che la copertura vaccinale è stato provato al momento copre quella inglese, avremo una situazione grave. Per cui io sono convinta che dovremmo invece approfittare di due cose. Una è quella del recovery, ovviamente, che ci impone anche di fare delle riforme. Bene. Perché noi possiamo incolpare questi governi, ma sono 20 anni che aspettiamo le riforme. Bene, bene, bene. Sicuramente tutti vorrebbero le riforme, bisogna volerle fortemente. Ovviamente la domanda era una provocazione, speriamo di non stare chiusi troppo a casa. Purtroppo dobbiamo chiudere, pensate, solo 5 secondi se ce la fa. Sì, volevo solo dire che basta ricordare che negli ultimi 20 anni ha governato più o meno sempre il PD, quindi se volevano fare le riforme il tempo l'hanno avuto, direi. Questo sì. E siamo un po' No, diciamo che poi spicca, talvolta... Non è vero. Non è vero, evidentemente non abbiamo sbaglio. tempo, non abbiamo tempo, purtroppo dico una cosa che certe volte capita, di fare che magari certi esponenti di qualche partito mi fanno certe riflessioni e sembrano che sono all'opposizione, no? E poi uno dice no, ma aspetta, ma sono quelli, ma sono lo stesso governo. Stefano Pesanti, opinionista, ci ha dato qualche indicazione di carattere econometrico e quindi abbiamo misurato un po' tasse e gabelle, ovviamente discorsi a favore delle imprese. Gabriele Tasso, sindaco di San Pietro Mussolino, presidente anche del Circolo di Fratelli d'Italia di Alta Valcampo, ovviamente esponente della, come abbiamo detto, della protezione civile. Abbiamo parlato anche di rispetto dei diritti civili con Davide Lovat, politologo. Ovviamente è sempre un piacere ascoltare la finezza del suo linguaggio, c'è solo da imparare. Non abbiamo potuto parlare dei catalani, dico che sarà da tornarci sopra perché anche quella è una battaglia delle oligarchie contro l'autodeterminazione del popolo e dei cittadini che democraticamente si battono per andare non in un altro Stato ma in un'altra epoca. Torniamoci, visca Catalunya. Assolutamente sì, con Anna Maria Bigon, invece consigliere regionale del Veneto, Partito Democratico, abbiamo approfondito parecchi temi anche dal punto di vista sociale. Ovviamente all'onorevole Alviso Maniero, ex Movimento 5 Stelle, attualmente l'alternativa c'è,
naturalmente tutto il nostro appoggio per la coerenza che ha dimostrato, veramente le fa onore, personalmente ovviamente è un mio pensiero. Credo che le persone dovremmo essere più coerenti con noi stessi sempre di più, specialmente in questo periodo. Grazie alle persone che hanno chiamato da casa, ovviamente ci vediamo domani e dico anche forza Luna Rossa, dai, forza, vediamo, speriamo che ce la fai. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica